Le temperature elevate del mare durante l'estate non sono una buona notizia per le località costiere. L'aumento può provocare appiattimento termico e quindi diminuire o eliminare le brezze che mitigano il disagio per il caldo sulla terraferma. Possono provocare scompensi alle specie viventi marine e possono comportare un rischio maggiore di fenomeni meteo intensi come venti, grandinate e quant'altro. Questo in breve è il motivo per cui ci interessa conoscere l'andamento delle temperature del mare rispetto al 2024, che aveva avuto valori molto elevati a luglio e agosto, decisamente superiori alle medie, ma un andamento costante. Il 2025 ha visto un giugno molto caldo, 27-28 gradi centigradi, con punte di 29 gradi centigradi. Poi un luglio relativamente freddo a causa delle precipitazioni e dell'instabilità che ha abbassato le temperature, portandole anche leggermente sotto la media climatologica. Stiamo andando comunque verso una fase che si discosta di circa 2 gradi e mezzo rispetto alla media climatologica, quindi diciamo già un riscaldamento abbastanza importante, però siamo ancora comunque su valori non estremi. Attualmente le temperature marine sono tornate a salire, a levante sono mediamente superiori di un paio di gradi alla media, nel grafico i dati registrati il 13 agosto. Chiaramente parliamo di valori mediati, quindi localmente le temperature assumono anche valori superiori a questo valore che riportavo poc'anzi. Quindi, soprattutto sulla parte centrale della regione si nota diciamo, un lago di acqua abbastanza caldo, anche oltre 28-29 gradi, probabilmente dovuto sia a una questione, diciamo, di correnti marine sia alla presenza appunto di questo caldo anomalo di Si può presumere che le temperature continuino ad aumentare nei prossimi giorni. Ricordo che comunque tra fine agosto e diciamo metà settembre è il periodo dell'anno in cui la temperatura del mare raggiunge i valori massimi. Chiaramente questo è legato anche alla configurazione meteorologica, però ci aspettiamo ancora nei prossimi giorni un aumento delle temperature.